Siamo contenti di avere questo momento di formazione incontrando Eugenia Carfora, che è dirigente scolastico a un istituto di Caivano, in particolare nella località Parco Verde, in cui possiamo dire che è una testimone della bellezza dell'educazione, no? Lei ci può dire un po' la sua esperienza, anche la realtà dove si trova, che direi è un po' diversa dalla nostra, diciamo oggi abbiamo fatto in poche ore anche un piccolo incontro anche con una nostra realtà, e però penso che per chi di noi ha potuto incontrarla attraverso articoli o trasmissioni in TV ha visto subito, almeno io sono stato colpito dalla passione e dalla speranza. Ecco, penso che siano due parole che sono belle legate all'educazione. Ecco, lascio a lei di dirci un po' quali sono gli aspetti che lei vede più importanti anche nella sua realtà, e poi possiamo anche confrontarci e dialogare insieme. Poi vediamo se riusciamo a vedere dei video, ma comunque penso che già la sua parola è già significativa. Grazie. Incontro sempre qualcuno che è delle mie parti, e io voglio iniziare con la signora Serrao. Mi ha detto: io sono di Caivano. Ho detto: almeno non mi sento sola. Grazie, non ci dobbiamo nascondere. Portici? E allora siamo lì. Sono Eugenia Carfora, sono a Caivano in qualità di dirigente scolastico dal 2007-2008. Sono ben 12 anni. La trasmissione ha portato un pochino al grande schermo non Eugenia Carfora, ma credo quello che avviene in una scuola. Chi più e chi meno racconta, ascolta e vede i ragazzi. E io dico: chi fa il dirigente scolastico è fortunato. È fortunato perché riesce a determinare, forse, se lo fa con passione, con determinazione, anche le scelte future dei suoi ragazzi. E non è da poco. Io dico che mi trovo lì per caso. Non lo so se è un caso. Io prima di arrivare a Caivano mi sono sempre occupata di dispersione scolastica, dei ragazzi deboli. Sarà la mia formazione professionale, sarà la mia storia personale. Mi occupavo dei ragazzi di Castelvolturno, non so, qualcuno chi è della provincia di Caserta, è un'altra realtà molto dura, e mi sono occupata dei figli delle prostitute. Mi sono occupata di chi veramente non ha nulla, e sin da piccolo ho lavorato sempre negli oratori, e mi è sempre piaciuto guardare negli occhi di chi è più debole, perché il più debole non è il debole, ma è il più forte. Questo è un mio pensiero personale. Da questo nasce la mia avventura, perché ho lavorato negli oratori per attività sociali, ho fatto, chi non è professoressa non può fare il dirigente scolastico. Quando i presidi scrivono dottoressa, io mi arrabbio. Dottoressa non è il dottore, tutti sono laureati ma bisogna essere prima di tutto professori. Bisogna tutti che passino attraverso i banchi, tocchino, ascoltano. E poi c'è una bella cosa che è capitata pure a me: quello che diceva la mamma non aveva importanza, era importante quello che diceva la maestra. Vedo donne adulte, vedo donne meno giovani. Quando il vostro bambino viene a scuola dice: me l'ha detto la maestra, stai zitta, perché la maestra è tutto. Ecco, questo è il mio percorso antecedente al dirigente scolastico. Vinco per caso il concorso da dirigente scolastico. Sono stata sempre un po' una guerriera. Non mi piacevano le cose a metà, non mi piaceva ingannare. E negli uffici è facile immaginare che la persona diventi un numero, una pratica amministrativa. Per circa 14 anni mi sono occupata delle progettazioni che avvenivano nelle scuole dei disagiati, però erano
sentivo che era una pratica da dimostrare. Ho fatto il progetto. Molte volte le scuole avevano più progetti che ragazzi. Mi è capitato per caso di fare il concorso da dirigente. Sai, quando si è giovani si dice vabbè, provo così. Ma il mio sogno era quello di continuare, perché ho avuto un'altra fortuna di lavorare con le Confindustrie. Volevo capire quel filo sottile tra quello che era la scuola e il mondo del lavoro. Volevo capire perché ci si metteva tanto tempo per dimostrare agli altri che i giovani hanno delle marce in più. Tutto questo mi ha portato a vincere il concorso. Non nascondo, lo racconto sempre, che ho avuto sempre conflittualità con alcuni capi, perché non sempre i capi guardano le persone ma i numeri e le pratiche. E io ero una guerriera, però mi sapevo far valere. Quando ho vinto il concorso da dirigente mi hanno detto: Eugenia, tu sarai lì, vai in una scuola, fai l'anno di prova, 6 mesi e poi ritorni. Quando uno fa una scelta non deve mai tornare indietro. Questo è il mio primo messaggio che voglio darvi. Si fa l'esperienza, non devi mai patteggiare quello che senti, devi fare quello che senti. La scuola. Io sono della provincia di Caserta, non sono della provincia di Napoli. Avevo bisogno di allontanarmi da quel luogo dove tutti ormai ti conoscevano e non prendevano sul serio le decisioni. Sono andata a Napoli a prendere la scelta della scuola. Mio marito, che conosce un po' ribelle, dice: speriamo che non prende Ischia Procida. Tutti quanti, io ero non era tra le ultime, ero 122esima, erano 600 posti da dare quel giorno, e ricordo che era ben evidenziata Viviani, Caivano, Parco Verde. Nessuno la prendeva, nessuno. Però tutte le volte che si avvicinavano la gente aspettava chi la sceglieva. Io ero molto conosciuta perché avevo lavorato già nel mondo della ricerca e mi dicevano: guarda, c'è quello vicino a casa, c'è questo, c'è quell'altro, Eugenia, così. Io andai là, sapevo che c'erano delle realtà un po' difficili, dissi Viviani. Ricordo un plauso, c'era un'enorme sala, tutti applaudirono. L'unica ad applaudire fui io. Perché? Perché era stata tolta da quell'elenco quella scuola che nessuno voleva. Maglia nera della dispersione scolastica. Mio marito si incuriosisce e dice: senti, ma adesso passiamo per questa scuola. Era il 13 luglio del 2007. Perché hanno applaudito? Qualcuno mi ha chiamato e dice: tu non sai che cosa ti aspetta, tu non sai dove vai. Siamo passati per il Parco Verde e io non trovavo la scuola. Un cerchio, palazzoni tutti verdi, erano le 11 del mattino, deserto. C'era solo una signora con una scopa che davanti a un bar e dice: tu sei una professoressa che... perché fanno tutto al Parco Verde, vero? Sanno tutto. E dico: sì, cerco la scuola. Dice: ma è inutile che vieni, questa scuola, vedi, questa è tutta abbandonata, c'è solo mio fratello che comanda qua, se hai bisogno di qualche cosa. Ma tu che devi fare? Disse: io non feci capire, mi mandarono in una scuola elementare che era di fronte e io mi presento e dico: sono la prossima dirigente, non abbiamo bisogno di te, il nostro prestito ce l'abbiamo già. Dico: avrò sbagliato. Dico: guarda, quello il palazzone era bellissimo, quella è una bellissima scuola, la Viviani. Dice: guarda, quello il preside sta aspettando che finiscono i lavori da molti anni, ha preso tutto, ha messo un muro, ha messo 2 classi, se n'è andata a Pascaroli, che è una frazione vicino Parco Verde, sì, vicino al cimitero. Vado lì, io ve la faccio breve perché in tutta questa storia dovete capire il senso del mio messaggio. Vado lì e trovo una scuola, trovo tante collaboratrici scolastiche ex bidelle, erano tutti con i mollettoni, tutte sbracciate con delle belle canottiere. Sono andate in segreteria, erano tutti abbronzati, tutti che fumavano, c'è luglio, e io chiedo il prestito perché tu devi andare via, cioè devi rientrare, però volevo un po' di confronto. Entro, trovo 2 ragazze, una con un altro mollettone vicino a un grandissimo, non dimenticherò mai, il ventilatore. Dice: che vuoi questo? Guarda che la segreteria è chiusa.
E dico, va bene, ma c'è il vicepreside? Non ci sta? E quando vieni? Se ne parla a settembre. E disse, va bene, vengo a settembre. Mia madre mi ha insegnato che per vedere se una scuola o una casa funzioni, devi andare in bagno. Io lo ricordo. E allora gli dissi, l'unica cosa che faccio, che dico, come mi presento? Dice, devo andare un attimo alla toilette. Arrivai in quel bagno e la mia pipì non faceva freddo, ma non scendeva. Immagino. Esco. Mi rincorre una signora, non posso dire il cognome perché adesso c'è una caivanese che faceva la collaboratrice, che mi rincorse e mi disse, ma voi non è che siete la nuova preste, il nostro preste, quello è un incaricato, voi siete una vincitrice di concorso, perché quelli facevano il toto, chi viene, come lo fanno tutti quanti i professori. Dice, no, io dico, non lo dico a nessuno, dico, signore, non lo dite a nessuno, ma a me mi hanno detto che la sede centrale è il Parco Verde di Caivano. Vabbè, non vi preoccupate, mo vi accompagno, però non dicete i fatti. Mi fece accompagnare da questa signora e andammo al Parco Verde, un palazzo bellissimo. Dice, qua c'è un piccolo materassi, bottiglie rotte, catene ai cancelli, ma tutte sembrava che una scuola. Mio marito poi, la preside, dice, dov'è la stanza della preside? Il marito, poi vedete dove si siede la moglie. E mi fece vedere una specie di sgabuzzino. Disse, però non lo pensate, quelli presidi qui non ci viene mai, quelli presidi se n'è andato di là. Mio marito in 2 battute capì tutto. Disse, ma che facciamo qua? La scuola era chiusa a catene perché c'erano i lavori che dovevano terminare in 3 mesi, ma già erano 3-4 anni che non finivano mai. Non si poteva entrare. E allora quella signora che stava con la scopa si affaccia dalla palazzina. Allora sia preside, perché lì sono tutti bravi. Tutti li cerchi, vedi, e lei. E lei? La bidella, la signora poi mi aggiunge, tengo un bel pezzo, posso parlare un po' in napoletano? Tengo un bel pezzo di pane, lo dovevo portare a mia sorella. Io ve lo do a voi, siete una bella donna, un piacere mi dovete fare. Tengo un collega che non lo sopporta proprio, io tengo la 104. Lui le tiene la 104, lui vuole sempre il sabato e non ci posso andare. Io vi faccio tutti i servizi. Io ve la racconto perché questo mi ha dato poi la forza di andare avanti. In 2 battute capì tutto. Lì comincia la mia avventura. Adesso entriamo nel momento, ho cercato un po' di stemperare il mio ascolto. Sono stati mesi duri. Anni duri. L'Istituto Viviane nasce dopo il terremoto con i soldi della 219-81. Costruiscono la chiesa, poi si costruiscono le scuole, poi diventa scuola del tempo prolungato, ma in quella scuola io sono stata la 6ª preside in 29 anni. No, nona preside in 29 anni. Praticamente non ha retto quasi nessuno. Nessun preside di ruolo, ma tanti incaricati, tranne una donna che non so quale pacco fecero e lei poi scomparve. Ragazzi difficili, per cui il fuggi generale. In quella scuola media che era il centro era aggregata con altri plessi, ma quella scuola doveva raccogliere i ragazzi del Parco Verde del segmento scuola media. Patti scellerati dalle carte, si dovevano iscrivere tutti nel centro di Caivano perché la Caivano bene. Perché se si fanno iscrivere tanti ragazzini nel Parco Verde, poi i professori vanno in soprannumero nella città bene e la moglie dell'Ix non può andare a lavorare al Parco Verde. Il Parco Verde serve per lo psicologo, per i soldi, per la ricostruzione. Per cui scopro che i lavori che duravano da tanti anni non dipendevano dai cittadini del Parco Verde, ma dipendevano da una situazione di sudditanza con le varianti. Dice che hanno rotto, così i soldi li dividiamo. Ne ho passati di tutti i colori. Mi hanno avvisata subito dopo 3 giorni che io non avrei mai riaperto quel sito. Me l'hanno fatto ben capire. Me l'ha detto il presidente del consiglio comunale.
ma quel presidente del Consiglio Comunale non era all'altezza. Non poteva fare il presidente del Consiglio Comunale, ma era il presidente del Consiglio Comunale. 15 ex LSU, quelli che fanno le pulizie. Doveva avere una scuola brillante. Lì non c'era niente, non c'erano i banchi, non era stata manco messo nell'elenco tra le scuole per le suppellettili. Immaginate che io volevo subito dare un'impronta positiva. Intanto a Pascarolo, dove il preside si era sistemato, chiesi le penne per fare il collegio dei docenti. Dobbiamo fare una gara. Vado nel bagno e comincio a trovare tanti armadietti con i nomi dei professori. Tizio, Caio, rompo i catenacci e trovo tutto quello che poteva avere una scuola, le cartelline, le penne, eccetera. Ognuno faceva quel che voleva. Intanto il dirigente era un incaricato, faceva i punti per poi deve diventare preside. I ragazzi di Parco Verde, perché avevo 2 utenze, 115 sulla carta, un 35, 40, 37 si presentarono il primo giorno. Io avevo pulito tutto, almeno l'essenza, però non era ancora a scuola. Allora mi sono battuta affinché la scuola si aprisse. Ho cercato di far integrare i ragazzi dell'altro plesso con la sede centrale. I supplenti, tutti i supplenti avevo, non avevo un docente, una sola avevo professoressa, ma era quella che convinceva per far iscrivere i ragazzi, anche se poi non venivano. L'importante è che non si perdevano le cattedre. In poche parole ci ho messo ben 3 anni per ripulire. I primi giorni ho avuto tanta attenzione. Ho pulito. Ho creato qualche curiosità di contadini. Mi sono fatta prestare un trattore, perché lì non si potavano gli alberi da tanti anni. Ho tolto un po' di telecamere, abbiamo tolto un po' di pistole, bossoli, perché una scuola non curata, un giardino incredibilmente abbandonato, ognuno ci mette quel che vuole. Quindi nel parco c'era la presa, sta pulendo, ma il mio sogno era: non devo creare alcun alibi, perché se preparo una scuola bella, accogliente, tutti verranno a scuola. I primi mesi sono stati una cosa straordinaria. Non c'era persona che non guardava questo. Persino il generale dei carabinieri dalla provincia di Napoli venne e mi disse: ma adesso che hai fatto potare e pulire, mo sono costretta ad arrestare. Lo disse con una battuta. Ma non era stato tanto pulire il problema era il pregiudizio, era convincere che tutti i ragazzi dovevano venire tutti i giorni a scuola. Ma avevo cominciato a notare che i genitori erano troppo giovani. Io mi vedevo ragazzette piccole, 17enni, che già avevano il secondo figlio. E allora mi sono resa conto subito del quadro generale del Parco Verde. L'anarchia. Comincia la mia lotta. Sogno immediato, volevo mettere un istituto professionale, un verticalizzato, affinché io potessi curare i bambini da piccoli a grandi. Ce ne sono 9 in Italia. In Piemonte ce ne sono 5, ce n'è uno in Sicilia, si poteva fare anche lì. Quella è un'isola incredibile. Comincio a segnalare tutti quelli che non vengono a scuola, comincio a bussare alle porte per avere il tempo pieno, perché lì non c'era il tempo pieno, perché voi siete abituati che il tempo pieno è una cosa grandiosa, perché tu vai a lavorare, il bambino esce alle 16:30, c'è il doppio turno, la mamma che non c'è, è anche un servizio sociale, ma lì le maestre non amano il tempo pieno, perché il tempo pieno significa che di pomeriggio se stai a scuola, tu devi fare sorprese e te ne devi andare. Poi il progetto F6 sono 80 euro, 70 euro all'ora, frutta di più. E allora mi resi conto che la mia grande battaglia era contro le maestre e non contro i genitori. Vado dove devo andare, con tutte le problematiche possibili e immaginari, ottengo il tempo pieno per i bambini delle elementari nella frazione. Ottengo il tempo prolungato per la scuola media, perché subito, e qui altro messaggio forte, qual è il segmento più delicato dei nostri ragazzi? E 10-15 anni.
Questo lo dobbiamo accettare. Gli ormoni si svegliano. Puoi essere una gran mamma, un gran papà, una grande famiglia, ma quella è l'età in cui quell'ormone ti fa chiudere il bambino dentro la stanza e tu perdi il contatto. Poi riesce quando cominci a dire chi sono. Chi genitore non può fallire in quel momento? Anche io sono una mamma e vi dico quella segmento. Allora io ho detto, ecco la mia vita, io devo dedicare il mio tempo ai ragazzi di questo segmento, perché quel segmento è preda del malaffare. Quello è il segmento in cui per quella scarpa marcata tu hai perso il ragazzo. E dove la mamma non c'è, e dove il papà è in carcere, che cosa succede? L'anarchia. Questa è la verità. Da quando poi io ho intensificato questo rapporto, che non so come funziona da voi, a me avevano insegnato che quando un ragazzino non viene a scuola per pochi giorni, devi occupare, eccetera, comincio a segnalare i servizi sociali e aspetta tu. Poi le relazioni cominciano a leggersi, li fai vedere, è la preside che te l'ha scritto questa cosa. Quindi le minacce, gli inseguimenti, quello che non si è visto per TV, le campane a mezzanotte, le pistole disegnate sulla macchina, ma più passavano i giorni, più mi rendevo conto che non erano i messaggi dei miei ragazzi, perché i miei ragazzi non mi hanno mai mancato di rispetto. I miei ragazzi hanno percepito che volevo stare con loro e mi suggerivano, quando venivano i supplenti, questa non è buona, quello è buono, quella da fai punta, quella già incinta, quella fa finta di sapere. Voi non mi credete? I miei ragazzi sono i migliori. Passa quest'altro segmento particolare, comincio a veicolare un altro messaggio nel territorio. Io voglio che i ragazzi di Parco Verde si incontrino con quello di Pascarola, perché un ragazzo abbandonato, una famiglia che più segue il proprio bambino, la comunità è unica. Cominciano le altre battaglie politiche. Cosa vuole fare? Vuole mischiare Parco Verde con i ragazzi. Incredibili. Poi le bussate dei cari consiglieri comunali, perché sapevano che io avevo molte cattedre libere. Presto, non c'è mia moglie nella graduatoria, sei una bella donna, perché non la facciamo lavorare? Consigliere, se c'è nella graduatoria, il problema non c'è, ma se non ce l'ha nella graduatoria non può venire vostra moglie. Guarda che noi già da anni volevamo che nel Parco Verde dovessimo un attimo rivedere quello che è il dimensionamento. Voi sapete che cosa significa? Quella scuola è stata rimodulata, ridimensionata per ben 6 volte. Com'è possibile che una scuola viene aggregata e sia aggregata 6 volte? Comincio a capire che c'è un disegno strano. Dovevano fare in modo che tutto quello svegliarsi, quella speranza che si dava ai ragazzi, doveva finire. Io sono l'unica, tranne uno, preside che non sono del comune di Caivano. Cominciarono a mandarmi delle lettere dicendo: tu non sei niente, tu non conti perché non voti. Poi mi sono arrivate 170 cartoline nel giro di 2 mesi. Quando poi io più insistevo e bussavo alle porte dei grandi politici per farla diventare una scuola importante e presidio di legalità, ecco che ho la mia grande occasione, quella di mettere il laboratorio dei mestieri, perché io dicevo, i ragazzi che non hanno voglia di leggere e scrivere, se io comincio a far fare, io credo che, non dico di aver risolto il problema, comunque li tengo a scuola. Questa piccola mia esperienza l'avevo cominciata a fare il mio piccolino. Ritornando indietro, io i primi anni ho avuto ragazzi di 16 anni, anche 17, sempre bocciati. Feci un patto. Chiamai tutti i ragazzi pluriripetenti e dissi: ragazzi, qua il comune non ci fa niente. Qua sono mangiati tutti. Sono andata al Ministero degli Interni, insomma c'erano tanti problemi che è inutile che qui vi sto a raccontare. Pitturiamo.
I ragazzi di Parco Verde hanno pitturato tutti i cancelli della scuola. Abbiamo imbiancato tutte le aule e venivano tutti i giorni. Come appena noi mettevamo la penna sul quaderno, non si svegliavano la mattina. Quindi io avevo capito qual era il metodo da utilizzare. Il pomeriggio la professoressa italiana, Mazzini è nato! Quelli dormivano, che poi dormivi. Il tempo ci vuole la mensa, il comune non ha i soldi. Fai il patto con le famiglie e cominci a fare i conticini con loro. Quanto costa avere un bambino a casa? Decide di fare il primo, il secondo, eccetera, eccetera. Quanti soldini, eccetera, eccetera. Presto, il mio comune non ce li diamo, mio marito è in carcere, come faccio? Non vi preoccupate, facciamo così. Cominciate a dire allo Stato che voi ci siete. E come facciamo? Prendo i salvadanai, chi porta €1, chi 50 centesimi, e quello che non riuscivano a portare i ragazzi, li mettevamo noi come professori e la preside. E la cosa più bella che mi è capitata nel Parco Verde è che nominai una signora di Caivano di Parco Verde, e voi se volete un giorno, quelle hanno distrutte le carte, ma io tengo le fotocopie, il primo bollettino fatto da quella donna. Preste, che emozione, sono andata laggiù, ho pagato, eppure noi stiamo a posto. Mi rendevo conto di quanto avevano bisogno di conoscere la gioia della regola. Ma poi cominciavano ad avere qualche risultato positivo. Ne avete sentito parlare, la nave della legalità. Cominciavano a suonare le campane che la presse si dava da fare. Cominciavano ad avere i miei ragazzi. E poi mi è capitato, vi dico episodi per dirvi lo stato delle cose, dovevo scegliere chi portare sulla nave della legalità. E lì c'era poco da scegliere. Ti porti i ragazzi, ti porti la figlia di Rosetta, vabbè, ho detto il nome, e il figlio di Rosetta che si porta €500 dentro il suo portafoglio. Presto, il mangiare della nave non mi piace. E tu vai a dormire senza mangiare. E come faccio senza mangiare? Insomma, io riuscii a tenere quei soldini nel mio reggiseno perché me li sono presi. Siamo ritornati nel parco e quella signora, che è un nome a Caivano, mi dice: "Si una grande femmina che palla. Mio figlio mi ha detto tutto". Poi quel ragazzo è stato segnalato come 46 miei ragazzi, ma tutti i miei 46 sensibili sono andati tutti a vivere in carcere, perché i servizi sociali non li hanno mai curati. Hanno detto soltanto che è colpa della preside. Molti dei miei ragazzi mi scrivono dal carcere e con l'occasione, con la manifestazione, ma io tengo tutte le mie brave lettere, mi ha scritto quelli che hanno definito il criminale. Quel mio ragazzo ha pitturato con me l'aula, mi ha scritto nella lettera: "Cara preside, ho visto la trasmissione, sono orgoglioso di essere stato tuo alunno". Quello non sapeva scrivere a modo suo. Io mi ricordo soltanto quando abbiamo pitturato e quando ci venivi a prendere in mezzo alla strada. Il resto non lo ricordo. So che hai aggiustato un'altra scuola a Caivano. Ti voglio tanto bene. Se voi non mi credete, non è una celebrazione della lettera. E così via vi posso raccontare le mie tante storie. Ma arriviamo a Iannaccone. Cosa fa la politica di Caivano? Un dirigente si propone di chiudere la bocca alla preside. I tanti media hanno cercato di non farmi chiudere quella scuola, che era 597 alunni e che avevo nell'altro plesso. Mi mancavano 3. Si mettono d'accordo, viene anche il ministro a scuola: che grande scuola, che bella scuola, che ottima scuola, che grande preside. Il 26 gennaio del 2016, soppressione giuridica della scuola. Giuridica, che la scuola c'è. Giuridica significa che i documenti non esistono più, che i ragazzi sono stati divisi. Nello stesso tempo l'Italia non poteva immaginare che un preside fosse stato trattato così. E che cosa si fa? Si promuove la preside. La si manda all'istituto superiore, dove si dichiara, dove sono adesso, che non ci sono aule
e che la stessa Viviani andava data a quell'istituto perché i ragazzi erano tanti. Ma poi alla Papa Giovanni ho speso 200.000 euro di tecnologie, ho fatto cose meravigliose. Il comandante dei vigili, con l'ordinanza del sindaco, scrive: smantellare i laboratori perché servono ad un'altra preside. Per cui in 2 mesi tutte le mie scuole sono state smantellate. Sono arrivata al Morano di Caivano, ho trovato 30 aule vuote. Ho trovato il palazzo dove io ho messo sull'alberghiero 6 anni fa, si chiamava il Palazzo degli Intoccabili. Questo palazzo è circondato dalle palazzine, non può avere il piano di evacuazione perché lì c'è il grande spaccio e lei non avrà mai l'autorizzazione. Non mi sono fermata. Il resto l'avete visto un poco in trasmissione. Ho dovuto affrontare anche cause penali, denunce, per aver smantellato, smontato 5 ordinanze del sindaco, il quale scrive non sapeva che a Caivano esistesse quell'istituto, quel palazzo. Siamo andati avanti, il palazzo ce lo siamo ripresi, però lo sapete a che prezzo? Non sono amata. Mi sento un'operatrice della scuola. Sento che i ragazzi faccio bene, possono anche detestarmi sulla regola, ma sanno che lavoro per loro. Che genitori ho? Meravigliosi. Un genitore che ti manda suo figlio a scuola. Quello che non te lo manda, non l'ha goduto e tu lo devi inseguire. Ma quelli che mandano i loro figli vuol dire che hanno fiducia in te. Quindi io non posso avere un nemico come genitore. Io tengo un'alleanza, devo essere alleata. Non mi alleo, non condivido il modo di gestire, ma sono lì per suo figlio. Per cui se voi mi chiedete che rapporti ho con i genitori, io non devo avere rapporti con i genitori, io devo aiutare i ragazzi. La mamma, se non riesce a determinare quel suo modo di dire che cos'è la regola, ci sono io. È inutile farla sentire ridicola, perché tu se più fai sentire ridicolo l'altro, tu non arrivi al messaggio. Allora è una questione di scelta. Come vengo percepita dalle autorità, dalle istituzioni? Come una rompi, una che parla e che poi è diventata anche mediatica. State attenta a quella lì. E chi la mette in una commissione a quella lì? Quella va dal giornalista e canta. Ma vi pare che uno per vincere delle battaglie deve andare dal giornalista? No, ragazzi, le battaglie si vincono se tu hai paura, ma se sai padroneggiare la paura. Io ho paura, ma talmente forte la voglia di contribuire che questa paura poi si trasforma in voglia, in sorrisi da parte degli altri, e ti basta a volte un abbraccio, un sorriso, ecco che tutto cambia. Che rapporti ho con i docenti? Chi sono i docenti? Io sono la docente. Se non sono stata docente, come posso fare la preside? I docenti sono la parte più bella che questo paese ha. Ma chi lo vuole fare il docente? Chi sceglie di fare il docente? Chi non sceglie il ripiego da docente? Chi deve andare in classe? Chi si dimentica il mondo e vede in quel sorriso di quel bambino la forza del futuro. Questo per me è il docente. Quel docente che si appassiona e che non si indigna quando il ragazzo fa una marachella. È il docente che fa la ricerca, azione. Non ha scelto lui di nascere al Parco Verde. È stato messo al mondo per un atto sessuale, un atto d'amore, non si sa. Ma una volta che è arrivato, quel bambino è un bambino. Fosse il figlio di e fosse il figlio non di, è un bambino. E io cosa faccio di fronte a un bambino?
specialmente di fronte a un bambino che non ha mai sentito la dolcezza della musica, ma se non che il cane che abbaia la notte perché c'è il carabiniere che te lo viene a prendere. Mica ha scelto lui che in quella casa c'è un nascondiglio di droga. Lui, ragazzo che vive quella condizione, non può essere dolce e sereno di fronte a un docente che vuole fare i punti in quel luogo. Quel luogo è luogo da amare così com'è. Sei tu con la cultura che hai avuta, la devi montare, rismontare, rimodulare e catturare quell'attimo. Forse ecco per questo che quella trasmissione, che è una trasmissione di racconto morale, mi hanno detto, ha saputo ascoltare ed è venuta fuori questa emozione collettiva. Qual è il mio grazie a voi? Non è una battaglia di un giorno. Non vi dico che non ho avuto le mie lettere di rimprovero, quante ne volete. Gli inviti ad andarmene. Quante ne volete? Se qualcuna la posso anche esibire, ma non conta questo. Perché conta alla fine una lettera, uno scritto di un ragazzo che ha perso il fratello, lo zio, il papà, tutti quanti. Quando vennero tutti quanti a scuola mia alla Viviani mi dissero: che facciamo di questa scuola? Il ragazzo capì e lui mi scrisse: dico Gianni, è finita, ricordati presto, il leone è ferito ma non è morto. Questo lo dicono un po' tutti. Io in quel momento quel fogliettino lo arrotolai come una pallina, me lo sono messo in borsa, sono andata al Morano e ho ricominciato. Ho incontrato una scuola sgarrupata, l'avete vista, ho trovato 719 iscritti per 5 anni consecutivi, sempre 719 iscritti, sempre 719, di cui presenti 327. Come faccio? E chi ci va in una scuola come quella? Si spara, c'è il blitz, c'è la droga. L'unica cosa che mi rimaneva è di ripulire anche quella lì. È diventato un sito di eccellenza, bella, pulita. Quando mi vengono a trovare, dicono: ma non è vero che a Parco Verde ci sono i problemi? E certo, te li vengono a dire a te. È il tempo, è la consuetudine di una regola, il tic-tic nei corridoi sempre presente, che sta modificando un pochino le cose, ma il successo non c'è. Il successo lo vedranno tra 10-15 anni. Se io dovessi riuscire a portare a termine un ciclo, già ci sono riuscita. 2013 avevo 171, ne ho diplomati 89, immaginate lo scarto che c'è stato. Quegli 89, e poi ne devono uscire altri. E poi se la mia Concetta, il mio Vincenzo, il mio Giuseppe riuscirà ad andare all'università, ecco che possa un domani cambiare le cose. Posso, immagino. Io non ero molto disponibile ad uscire un poco fuori dal mio cerchio, ma quando mi sono affidata a qualche politico che mi ha creduto, e non ci sono persone che non hanno scommesso su di me o che mi danno quella mano sulla pacca, ho pianto tutti i giorni. Quando mi hanno realizzato quell'atto, perché è un fatto unico in Italia, dove a Scampia, nei luoghi difficili, che cosa si deve fare? Si deve fare di più. E voi l'avete mai sentito dire che si sopprime una scuola giuridicamente? È qualcosa di incredibile. Eppure l'hanno fatto. Allora questa volta la presa di Carfora è più forte. Ho detto: mi dedico solo a loro, solo alla loro laurea. E quando mi capita uno come Davide che dice: vuoi venire a raccontare nella mia realtà che cosa succede? Non è un dono, è 1.000.000 di euro, perché il mio racconto oggi a voi mi dà la possibilità di non far dimenticare quei ragazzi, o portargli un ragazzo qui e che riesce bene e si sposa con una brava ragazza. Ma perché quel luogo non è il luogo del mio bel paese? Caivano è come tutti i posti d'Italia. Ci sono tanti problemi, ci vuole il coraggio di agire, ci vuole il coraggio di rimanere da sola, di rimanere impopolare, perché la bellezza che io vedo e che gli altri non vedono perché non vogliono vedere è talmente alta che può contaminare tutti.
Chi parla con i miei ragazzi sente un'adultità spaventosa. Devo fare presto, devo accompagnare a mio fratello, quella mia madre non si è ritirata. Non dovete pensare perché la mamma non si è ritirata. Il senso di responsabilità a 10 anni che ha il valore aggiunto. Quanti ragazzi vostri più grandi o i miei ragazzi che hanno tutto? Mamma, se non mi accompagni faccio tardi. C'è una sorta di scossa che deve arrivare in questi ragazzi. Ecco che io voglio dire a voi, non solo grazie, ma ditemi quello che volete e dal disagio che si può rinascere. È una gran bella storia, però anche una storia di solitudine. Una solitudine forte, perché i miei colleghi mi dicono brava in silenzio, ma quando lo devono dire a tutti, Eugenia ce la sta facendo, non lo possono dire, perché il tuo capo non gradisce che certe cose non si dicano. Quanti disagi noi abbiamo, li nascondiamo? Abbiamo fatto 2 omicidi, quando facciamo finta di niente e quando facciamo finta di piangere dopo che è successo qualche cosa. Si sono ammazzati dei genitori. Negli ultimi tempi ci sono grandi suicidi nel mio paese. Si è suicidato, io lo dico, il papà del mio alunno. E adesso un secondo, è una terza. E se vado a vedere il cerchio, sempre per la stessa ragione. Non si può andare sempre a piangere. Anche i miei ragazzi muoiono. Ma è morto anche il figlio di un amico mio. Perché pensava e non pensava, perché doveva provare quell'emozione. Allora io dico, se noi vogliamo che il nostro paese dia agli altri il segnale dell'umanità, dobbiamo smetterla di far finta di niente. Io non mi tiro indietro. So che devo piangere, ma so che quando mi chiudo in quella scuola, e dico mi chiudo, ma il cancello è rotto pure, mi chiudo nel senso simbolico, io sono felice, perché qualcuno che non imparerà mai la meccanica o tecnologie applicate, vedrà qualcuno che pensa a lui, e io credo che non è poco, perché io credo che c'è un altro seme che è comune, non lo so qui se c'è, a me c'è tanta indifferenza. Nel cortile tutti si conoscono, ma quel ragazzo può anche stare lì morto, devi scappare se non arriva il blitz. Ma quanti palazzi hanno quel signore che nessuno ha mai visto? Poi esce la TV, è morto e nessuno se ne è accorto. E io credo che l'indifferenza dovremmo essere capaci di affrontarla. Le emozioni, l'educazione ai sentimenti, la TV, i genitori si devono ribellare, perché la nostra TV, dico ai ragazzi, io la spengo, rapiscono i nostri ragazzi. 24 ore al giorno le cosce fuori delle attrici devono uscire a mezzogiorno. Poi a mezzogiorno deve uscire pure la mosca che sta sulla lingua di chi non può mangiare. Noi stiamo abituando i nostri ragazzi ad essere indifferenti, a passare dal pianto al riso come se nulla fosse. Il bene comune. La scuola è un bene prezioso. Educare i ragazzi a rispetto del luogo dove vivono deve essere una priorità assoluta. Ecco perché la mia venuta da voi mi dà la possibilità che se dovesse accadere qualcosa a quel presidio, non lo farete, ma chi lo sente lo può fare. Deve dire sì. Mi ha colpito l'aumento di popolarità sul web e nessuno conosce la persona del palazzo a fianco. I nostri ragazzi sono solo attaccati alle tavolette e non sanno più abbracciare. E allora la forza della scuola è la forza delle cose normali. Deve essere normale quando non viene a scuola di non accorgersene dopo un anno. Deve essere normale perché quel ragazzino sta sempre con l'occhio basso. I programmi
Ormai internet ci ha tolto pure l'essenza del sapere unico. Vai, dove studio su internet? Ma quello è tutto un taglio e incolla. Non sanno manco ricercare qual è la notizia. E attenzione ai forti. Un passaggio ve lo devo fare. La forza di chi sta bene. Sentite, ci sarà pure il ricco che tiene la popò, come dicono a Napoli, grande. Ci sarà pure quello che tiene 5 case o 7 case. Però la mia mamma, che non ho più, mi disse: quando si viene al mondo si viene con il pugno chiuso. Pensateci. Dice la mamma, Lucia mi diceva: guarda mamma, quando ci si va all'altro mondo, il pugno è aperto. È inutile stringere o chiudersi, perché tutti lasceremo. Allora non è bella questa armonia di tenere queste mani sempre aperte e questa capacità di catturare dal povero delle emozioni che i ricchi non vedono, che i ricchi non godono. E allora la forza al ricco la deve dare il debole, secondo la mia visione, perché deve stimolarlo affinché la sua intelligenza la possa utilizzare, affinché gli uomini si possano chiamare uomini. Ma chi mi ha detto che io devo nascere nero o bianco? Quello è il Signore che mi ha... Troviamo delle soluzioni, ma non creiamo quella chiusura mentale che non fa altro che altra violenza. Io ho avuto la scuola del primo ciclo. I bambini, se metti neri e bianchi, giocano, si baciano, ridono. Quei bambini, quando si fanno grandi, non sono loro che hanno deciso di dividersi. E il pregiudizio è quello che noi abbiamo costruito. Noi decidiamo se amarci. Noi decidiamo che non ci dobbiamo amare. Allora l'intelligenza che dobbiamo avere nel mondo della scuola è di rendere sempre più umani i ragazzi, affinché la forza dell'umanità elevi l'essere umano stesso. Io ho una forza che mi viene non so da che cosa, quando vedo le cose che non vanno bene. Ci vuole il garbo, la determinazione. Un passaggio al bullismo. Genitori, io so che Davide mi ha detto di parlare a docenti, a mamme, a persone. Ma ditemi una cosa, ma qualche anno fa, io sono vecchierella, ma si parlava di bullismo, c'era qualche altro problema che era i BES, DSA, bullismo. Disgrafico, iperattivo. Ma il ragazzo che viene da un altro paese ci vuole il sostegno didattico, ma il sostegno didattico è per i processi apprenditivi intaccati da un problema proprio tecnico. Quello che non guarda l'altro è diventato diversamente abile. Stiamo facendo diventare il nostro paese tutto diversamente abile. Ma che deve dire il poverino che sta sulla sedia a rotelle? Allora voglio dire, noi dovremmo invece dirci: ma cosa facciamo per comunicare con l'altro? Perché diciamo metti quel figlio al posto di... Questo è quello che noi ci dovremmo un attimo interrogare. È bullo chi fa finta di niente. È bullo chi piange e fa finta di niente. Io credo che noi teniamo tutto... Noi siamo un gran paese. Noi la scuola ce la siamo stentata. Non ce la facciamo rapire dalle tecnologie. Insegniamo ai ragazzi a padroneggiare le tecnologie. Io non sono contro le tecnologie, ma sono contro chi rende stupido l'uomo. Uno ha inventato il telefonino, ma miliardi di persone lo utilizzano. Tutti, quando noi stiamo qui, c'è un mercato internazionale. Educhiamo i nostri figli a non farci fregare l'intelletto. In una casa, prima c'era il telefono, quando era bello, pronto che squillava. Adesso nel silenzio squillano 5 cellulari, 5 comunicazioni diverse, e quella bambina che la porta nel bosco, quella bella canzone che hanno fatto, nessuno se ne accorge. Quella bambina che tutti cacciano le lingue, vedete tutti questi attori che fanno tutti così quando fanno la foto? Tutti, perdonatemi, io non ho... Quando si fanno le foto tutti con questa lingua fuori, che mi significa?
Io non vedo più denti, io vedo soltanto Topolino, cioè che tiene un bel piattone, cioè un bel... Signora, perché ride? Lei non le vede quelle ruote? E allora voglio dire, nasconderci dietro questa maschera di apparire, stiamo perdendo i nostri ragazzi. Spegnete le TV a scuola, fate spegnere il telefonino. Facciamo giocare un po' di fantasia, facciamo un po' di silenzio, facciamo toccare un po' le mani con le mani, facciamo ascoltare le voci dei ragazzi. Questo che io vi dico, io non sono una maestra, non voglio essere la professoressa e non voglio essere la preside. Queste sono mie esperienze del tutto personali che ognuno può pensare e non pensare. L'unica cosa che insieme dovremmo fare è determinare il preservare i ragazzi, difenderli e proteggerli dalla non cultura. A modo mio, in quel quartiere cerco di farlo, non conosco i risultati, so che comunque sento di farlo, ma sento anche tanta forza che mi danno, perché la mattina sono sempre meno quelli che non arrivano in ritardo, e non è poco. Non è poco quelli che cominciano a dire: preside, me lo dai un libro? Basta che me lo riporti. Preside, io non... Cioè, basterebbe poco. Un passaggio alle prof, credo che ce ne sono. Facciamo riempire un po' le piazze dei diritti dei ragazzi. Abbiamo fatto riempire troppo le piazze dei diritti di chi vuole insegnare. I ragazzi hanno il diritto ad avere un docente felice, ha il diritto di avere la gioia. Vedo anche i giovani, e quando portiamo il bambino a scuola, com'è una liberazione? Lo porto a scuola, è sicuro, è l'unico posto dove non può accadere niente a scuola. E allora facciamo in modo che chi sceglie questo mestiere continua a farlo, anche se è sola, perché solo non sarà mai. Sarà sempre presente nel cuore di qualche ragazzo un vostro pensiero, una vostra esclamazione. Non fate sentire ridicoli chi non è meno preparato. Mettete in evidenza quello che di bello c'ha, perché ognuno di noi può sempre donare all'altro qualche cosa. Nessuno è ricco di tutto, ci manca sempre qualche cosa. Anche i ricchi piangono. Gesù, i poveri piangono di più. Però, a dire la verità, nel bagno ci vanno tutti quanti, le sensazioni sono le stesse. La gioia di qualche cosa da gustare può essere il caviale o può essere, che ne so, un poco di pane con l'olio sopra, magari manco quello ci fanno più mangiare. Allora voglio dire, io sono felice di fare quello che faccio, sono fortunata che gli altri vogliono ascoltarmi e sono pronta a mettermi in gioco se dovessi utilizzare qualche tecnica non adatta per la scuola italiana. Per adesso nessuno mi ha arrestato, e fino a che non mi arresta io ci provo. Triste come amare, sta sott'ate guardare tutte cose, tutte parole che niente possono fare. Si macina la città che non poche libertà. Questa terra che sta gente, un giorno mi darà. Terra mia, come
com'è bella pensare, terra mia, com'è bella la guardare. È effettivamente una scuola che funziona e quindi dobbiamo in questo senso valorizzare. Arriviamo al punto, no? Perché sta per essere trasferita, ecco. Perché? Sì, il rischio è questo. Io vorrei presentarti il dottor Antonio Falco, che è il sindaco di Caivano, che non da solo gestisce la responsabilità di quello che accade anche nelle scuole del suo comune. Vorrei chiedere a lui cosa pensa dell'esempio e del metodo della professoressa Carfora. Io ringrazio la preside per quello che fa, però io voglio tenere presente che con questo Parco Verde a 100 metri ci sono due altri istituti, uno comprensivo di scuola media, scuola elementare, asilo, di più di 1000 ragazzi a 100 metri di distanza, e c'è un istituto tecnico professionale che hanno altri 1000 alunni da quell'altra parte. Ho capito cosa sta dicendo il sindaco, probabilmente per un limite mio, ma quella dovrebbe essere il fiore all'occhiello, quella scuola lì. Poi ci saranno anche gli istituti professionali con altre 1000 persone, ma insomma questo è un esempio molto importante, il sindaco dovrebbe esserne orgoglioso. Napoli è tutto il suo, e a sabato tutto il mondo, ma non sa la verità. Ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai.
can't stop the, I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. Everybody say, got this feeling in my body. I can't stop the feeling, got this feeling in my body. I can't stop the feeling. Quando tutto sarà finito, questo sarà il migliore quartiere d'Italia. Grazie.
sempre la musica del nostro quartiere. Non lo abbacchiamo più, grazie. Semplicemente grazie. Protesterai, ogni tregua è finita oramai, dalla sabbia la testa alzerai, dritto al cuore colpirai, libererai. Io cosa dirvi oggi? Che sono felice, mi sento meno sola, non pensavo che ci fosse tanta solidarietà. Abbiamo fatto quella festa per voi stessi, quello che io ricavo. Verrete con me a comprare i primi piatti per la festa. Sì, è perché pulita, è stata lavata. Anche un centesimo è patrimonio di tutti. È questo che noi stiamo facendo. Lo dovete custodire. La tua voce è più forte se vuoi del silenzio e l'omertà. C'è una guerra giusta e devi farla tu. È la tua risposta a chi non chiede più. Rivoluzione, il grido che solleverai. Toccatela, il dottore Cantore l'avete visto? È giovane, è forte, anche lui. Devono fare la loro parte, ma è fondamentale che ci sia anche la speranza, e la speranza può essere data dalla scuola. Entrare a scuola sia veramente il primo passo per costruire una vita diversa per chi nasce in famiglie o in quartieri più complessi, ma sia per tutti i ragazzi. Voi avete usato una parola in questi riscatti. Ragazzi, studiare è la cosa più importante che nella vita possiate fare. Ed è l'unico. Possiamo aprirvi? Apriamo! Ognuno è pronto, dai. Ministro! Possono entrare? Questa è una cosa storica. Ti accorgerai che il nemico è nascosto tra noi, che il futuro non viene da sé e ogni brivido ha un suo perché. E sentirai che resistere pura follia, ci sarà poi chi ride di te, ma è soltanto paura la sua. Perché niente al mondo viene come vuoi, perché tutto al mondo ha un prezzo d'ora in poi. Rivoluzione è la promessa che mi fai. Incredibile, ci siamo riusciti contro tutti, stiamo collocando la cucina. Venite qua. Ecco qua. Il 10 giugno 2016, ora possiamo dire la nostra avventura può cominciare. Gli applausi non li sento! Zita, un applauso forte! Ma io vi vedo senza sudore! Ma avete corso? E allora credo che questo momento è bello!
speciali. Quando sono arrivata al Morane, anche l'altra parte, c'era un corpo docente che da un bel po' non faceva trasferimento. Stavano molto bene. Se i ragazzi arrivano in ritardo, io mi prendo il caffè. Se i ragazzi fanno sciopero più di una volta, ce ne andiamo prima. L'importante è che io tengo la mia lavagna e tengo l'orario insieme all'altro collega che viaggia, così tutti e due il giovedì libero. Se gli ingegneri poi hanno il sabato libero è una gioia, se poi loro non vengono ai consigli non sono stati bene. Se poi i professori, io ne avevo un bel po', io ho ridotto le percentuali, 104, il mercoledì la 104, il giovedì sono libero, il venerdì la 104, io mi facevo almeno una settimana a casa. Se poi i ragazzi sono complicati, non vengono mica a controllarmi se il ragazzo non sa. Io dico, in una casa un po' sporca, se io metto anche il mio piede vicino al muro, nessuno se ne accorge. Se comincio però a pulire le mura,
E il preside comincia a venire prima dei bidelli, se ne va dopo i bidelli, viene prima del segretario che ti porta l'ordinativo e si accorge che i fornitori sono sempre gli stessi. Se poi quelli che portano i libri portano i pacchi un po' più grandi perché ci sono anche i libri dei figli, e allora tutto questo cosa succede? È normale che all'inizio i docenti non hanno preso bene la presenza della preside, e quindi io non ho vergogna a dirle che io ho avuto 35% il primo anno di trasferimento. Quando sono arrivata lì sono rimasti soltanto 43, ne erano 90 o 78 il primo anno, poi se ne sono andati, e resistono quelli che credono che è una comunità educante, per cui la percentuale delle persone per bene c'è in tutti gli ambienti. Se il preside arriva dopo il segretario, se ne va prima che la campanella suoni, non vede che il bidello ha ronzato e se n'è andato, e poi la preside arriva fresca, è andata dal parrucchiere, si mette il rossetto: tesoro cara, preside, non posso venire sabato, e non ti preoccupare. Non può dire vicino alla professoressa non venire, perché la professoressa potrebbe pure dire: ma perché tu ci vieni? E allora credo che quella sua domanda è legittima rispetto al contesto. Ci sono delle scuole meravigliosamente belle, che ognuno fa la sua parte. Lei è una docente, non credo che lei non abbia una collega che ha la 104 e non viene mai il lunedì. Non credo che i docenti che hanno la 104 invece di stare vicino alla mamma vogliono andare alle gite. Non credo che siano felici se la preside si mette sul marciapiede: entrate, mo entrano. L'assemblea d'istituto purtroppo funziona così: i ragazzi pascolano, i ragazzi eccetera, i professori scendono, la preside invece dice: come ha affrontato la cosa? Con tanti ricorsi alla sottoscritta da parte dei sindacati, però io me la son cavata perché agisco secondo la norma. Se la norma ti porta in popolarità, evviva la norma. Se io fossi per 5 minuti ministro, la prima cosa che cambierei è il reclutamento. Il docente è la professione più difficile al mondo, ma è la più bella e gratificante, perché consegna alle generazioni persone. Se io sbaglio e non investo su questa professione, noi siamo perduti. Se al professore ci vanno tutti con facilità, ci sono persone che hanno fatto mai il concorso, ci sono persone perché hanno fatto una supplenza, ci sono persone che non sono inclini. Allora io vorrei un docente che oltre a fare il concorso avesse un colloquio psicoattitudinale. L'approccio non si può inventare, la pazienza non si può inventare, smontare un contenuto non è da tutti, credere fino in fondo che quel ragazzo qualcosa di bello c'ha non è da tutti. Allora io ho fatto un poco di studi personali sull'economia. Che cosa dice la mappa del mondo? Poi faccio pure un po' con la preside. Noi il 35% del PIL lo diamo alle pensioni. L'unica cifra al di sotto del 10% è l'istruzione. Tutti gli altri campi che noi ci paghiamo, dall'ASL, pensioni, hanno tutti dal 12, 14, queste non sono cose mie, sono cose di studi dell'economia. Questo le fa capire che il nostro paese nell'istruzione non investe abbastanza. Io vorrei vedere un docente felice che mi stesse a scuola dalla mattina alle 17, un certo numero di ore in classe, io ce l'ho la mia ricetta, e quando non ce la fa più deve diventare un tutor, e quando non ce la fa più, perché 40 anni sono troppi, però la mia esperienza è meravigliosa. I primi 10 anni, quando la professoressa è fresca, bella e tosta, il ragazzo, tutti lo ascoltano. Poi devo diventare tutor, poi devo diventare duttologo e poi devo diventare il saggio. Ma queste sono utopie. Però nel nostro piccolino io ho detto sempre che il massimo non sia mai, Davide,
Se io a casa tengo una casa sgarrupata, se la coloro e metto 2 margherite, un poco di musica e la faccio io con una pignatella, anche quella è una casa. Non ci lamentiamo, facciamo 2 percorsi, quello dei sogni e quello della fertilità immediata. Ma a volte vicino ai ragazzi, professoressa, basterebbe soltanto dai, vince. Satti zitto, non capisci niente. A volte anche quell'una volta detto non capisci niente potrebbe distoglierla per tutta la vita. Io vado sempre nel mezzo, il patologico c'è, ragazzi, se uno è schizofrenico si utilizza quel tipo di terapia, se un ragazzo sta così un altro metodo. Il problema è che fare l'insegnante, io tengo degli insegnanti che hanno scelto di stare con me, sono meravigliosi. Loro mi hanno consentito di dire: Prese, dovete andare, mettici alla prova, non ti preoccupare. Gli ho telefonato 100 volte. Però dopo c'è sempre qualcuno che ti segue. E a Don Bosco avete visto quanta gente, ci sono 135 siti in tutto il mondo. Andò dal cardinale, non ce lo diceva mai il Fatterella, andò dal Papa e risolse il problema. E allora andiamo dal Papa. Però se ci andiamo tutti quanti facciamo prima, perché il gioco dell'educazione è una questione di tempo. Se io non faccio presto, c'è il malaffare che lo ingoia. Questo è. Ma può essere anche il malaffare di indifferenza di un ricco. Tutti fanno prima di noi. Il telefonino arriva prima di lei, professoressa. Mentre lei spiega, quelli si fanno tutte stronzate qua sopra. E lei ha voglia di dire economia, eccetera. Quello si fa la risata mentre lei parla. Invece prima, per pigliare sto coso, quello era grande, non se lo poteva pigliare. E quindi ascoltava lei. Oggi lei viene poco ascoltata, perché c'è uno che inventa le tecnologie, pochi che le sanno gestire e tanti che le utilizzano. E noi teniamo le tasche vuote. Noi, a furia di subire le scelte di quelle che sono le indicazioni culturali del nostro paese, dimentichiamo quello che stiamo vivendo. Vedete, lei è una professoressa di latino e greco, a volte mi chiedo, a furia di studiare ancora le palafitte e quant'altro, ci stiamo dimenticando quando studieranno o vivranno quello che quando lo racconteranno. Questo è un modo per dire che ci sono delle discipline che hanno sempre qualcosa da dire, e di questo io dico: non ti devi preoccupare, perché il ragazzo che mi ha scritto dal carcere, con il quale ho imbiancato le aule, dopo la leggo perché voi pensate che io vi racconto le favole, e io pensavo che l'ho rincorso nel cortile, mi ha fatto dannare, che cosa non ha combinato, quell'orologio eccetera. Adesso si trova in una situazione ristretta. Non mi ha raccontato tutte le marachelle. Si è ricordato che il momento più bello che ha vissuto con me è quando lui è stato un cittadino attivo che abbiamo colorato la classe. E mi ha detto: ti ricordi quando mi venivi a prendere? Allora, noi immaginiamo sempre che i ragazzi in quel momento rifiutano quello che noi stiamo raccontando. I ragazzi sono delle spugne. I ragazzi difficili mi hanno insegnato: Preste, non tengo proprio la testa. Quando vengono le mamme e dicono: non ci faccio mancare niente, dico: Rossè, tu stanotte hai fatto che l'ammuini con tuo marito, hai litigato, hai urlato, tu pensi che tuo figlio non abbia assorbito, ma Isa sa da fare i fatti suoi. I ragazzi, anche quando pensate che sono impegnati, ascoltano, vedono, osservano e assorbono. E allora, quando tu fai la predica e parli dell'ablativo assoluto e quant'altro, ma dice che non è una cosa che mangiamo, questo cervello in camera e ci sarà sempre un riscontro. Nella vita Davide mi ha portato in giro con i suoi amici. Io, quando sono andata al tecnico industriale, non capivo proprio niente. Oggi ne so più dei miei ingegneri, perché tale la voglia di contribuire al migliore. Quando tieni un figlio ammalato, io ho avuto i miei problemi, chi non ce li ha? Io sono un aduttologo di una certa situazione, perché quanto ti interessa e quanto interessa il fatto ai ragazzi, non c'è bisogno che tu spieghi, lo ricercano.
Un mio professore mi disse: vuoi capire ragazzo? In Svezia loro fanno le esperienze sottosopra, sono meravigliosi. Noi arrivano all'università e non sanno ancora che devono fare. Mi disse un professore: Eugenia, fai una cosa, fai leggere delle cose ai ragazzi. Loro stessi, ci sono alcune cose che subito, perché interessa. Ci sono altre che leggono e rileggono e lo rifiutano. Ed attraverso quell'assorbimento che c'è l'interesse. Anche se il latino oggi non paga, pagherà. Hai cultura? Dilla al mondo. Poi dobbiamo essere anche un po' bravi noi a non aspettare che i grandi politici solo loro capiscono di scuola. Abbiamo il coraggio di dire che certe cose vanno riviste, se no soltanto questi scienziatori si prendono un sacco di soldi e ci rifilano gli stessi argomenti del 1925 della legge Gentile. Una volta educazione fisica, una volta scienze motorie, poi tanti soldi per scrivere una volta educazione fisica. Geografia la tolgo, la metto, la tolgo, cittadinanza attiva, una volta era l'educazione civica, tutti questi paroloni per far fare a questi scrittori un po' di soldini. Abbiamo il coraggio, come faceva il Rousseau, di raccontare in un nostro diario le nostre esperienze. Anche una tua annotazione su un diario può diventare una prassi. Bellissima la pagina del mattino, non mi ricordo, stamattina nel treno, è la prima volta che non leggo mai i giornali perché i giornali li scrivo tutti i giorni a scuola, stava scritto che un bambino, non so da dove, leggetelo, dice che l'hanno trovato sotto il giubbino che ha attaccato la pagella. Quando mi occupavo di intercultura, io lavoravo con i mediatori culturali, si portavano le pagelle arrotolate perché avevano il bisogno di dire all'altro io so. Il mio professore al superiore, quando arriva il ragazzo grande, dice: quello non capisce niente. Dico: scusami, prendi la sua lingua, verifichiamo. La matematica te la fa volare, è inutile lo metti in prima. Dobbiamo essere bravi. Quando c'è una ferita, non tengo tutto, metto a bollire l'acqua e sterilizzo. E questo non ce l'ho, questo non ce l'ho. Quando stai sulla montagna e stai cadendo, tu ti aggrappi a qualche cosa e aggrappati al tuo latino. E non mollare mai.